Noi abbiamo un RT a 90 e un'incidenza 92,9 mi sembra sui 100.000 abitanti, il 5% delle terapie intensive e il 3% per quanto riguarda l'area non critica, quindi ancora abbondantemente in piena area bianca e lontani dall'area gialla fortunatamente. I parametri parlano chiaro, il Veneto è saldamente in zona bianca, ma questo non vuol dire che il virus non continui a circolare e sono ancora una volta i freddi numeri a ricordarcelo. Ogni giorno 600-700 positivi, quindi un numero più o meno stabile e l'aumento di 1-2 posti letto in terapia intensiva. Infatti la previsione che abbiamo anche già fatto vedere è quella di in 3 settimane di arrivare ai 60 posti in terapia intensiva e 14.500 persone positive. Per questo l'invito a vaccinarsi rimane una costante e la risposta da parte dei Veneti sembra esserci, con 32.000 somministrazioni solo nella giornata di venerdì, tornando così ai numeri di luglio. Ma non basta e la Regione ha aperto a nuove date. Saranno 2 settimane importanti, 2 settimane che vanno monitorate, 2 settimane su cui noi stiamo anche cercando di accelerare sulla campagna vaccinale. Abbiamo aperto le agende fino al 30 di settembre e continuano anche gli accessi liberi per i 12-25, anche per gli over 60, perché il nostro obiettivo è quello di mettere in protezione più persone possibile.